Ma cosa provi quando senti un applauso di questo genere? Cosa non ti emoziona al punto e sapere anche che ci sono 1943 persone qui con noi? Ma dove sono messe? E qua, nello studio, qua, è una cosa incredibile. Guarda. Lo sai chi c'è ospite oggi? Chi c'è ospite oggi? Oggi c'è ospite Abdul Salem Agundi. Abdul Salem Agundi, il cuoco molecolare del Burundi. Ma veramente? Ed è venuto con la moglie. Molecolare? Molecolare, sì, sa come si chiama la moglie? Come si chiama? Agatina Pappalardo. È di origini siciliane la moglie. Sì, perché lui si Vabbè, chiama ci sta, no? Abdul Kalem Arundi Certo. e sua moglie si chiama Agatina Pappalardo. C'è una bella E ora lei è contaminazione. naturalizzata, c'è il doppio passaporto, per cui è burundinese. Burundi. Metà Burundi e metà catanese. Che scemo, Iniziamo come? ragazzi, Salutando iniziamo. te. Saluto Ma te che? Poi Ma saluto te. smettila, dai, Poi ma per saluto favore. te. Anche te, la telecamera dell'artrosi. Guarda, basta. È ultimo ma non ultimo che ci toglie da tutti i malanni. Ma lo zio Gianni, Lo zio Gianni. dai, lo zio Che Gianni. bello. Daccelo un Bello, bacetto. genioso lo zio Mandaci un Gianni. bacetto. Mua, Ecco. bello. Ah! Che c'è? Che è successo? Anica! Ah, ti sei scordato Me la l'ero picciridda? scordata la picciridda, cosa ne- Vabbè, comunque. Allora, iniziamo questa bella puntata, vedi che ci sono una marea di Molto ingredienti. ricca, molto E tu mi devi ricca. dire una cosa, mi Dai. devi dire tu a me, mi devi dire a me. Sono Se tu pronta. vai in polleria a comprare il pollo, compri il pollo Allo spiedo. brava, spiedo. Se questo spiedo te lo fa Totino, Mm. come può diventare? Spiedino. Brava! Subito l'hai indovinato, ragazzi, non ci sto credendo. La sua intelligenza comincia a salire, è impressionante. Non ci credo neanche. Quanto sei scemo, veramente. Allora, dai. facciamo degli spiedini fatti a fette. Va bene. Di solito per lo spiedino si intende anche l'involtino, invece Sì, lo no. spiedino non dovrebbe essere No, involtino. non è così. Per cui prendiamo un attrezzo che è questo di qua. Bella, molto. Questo qua. E andiamo a Molto. fare una Dai. passata di carta da forno. Carta da forno. Just it, va bene. Lo sai che dobbiamo stropicciarla sempre per quel sì. motivo. E andiamo a preparare questa base. Poi Poi, prendiamo una bowl sì, e in questa bowl mettiamo della carne macinata. normale, questa dai di Così, manzo. di manzo. Vedi questo? Questo è Finocchi, semi di finocchi, come si chiama? finocchio ingranato, semi di finocchio, hai Ok. detto bene. Lo andiamo a triturare un pochino perché ci serve l'aroma. Lo sai che cosa sto facendo? Sì, Sto facendo, voglio un poco di sapore di salsiccia, sì. ma siccome non vogliamo ingrassare, che la salsiccia è un po' Giusto, grassa, siamo a dieta. gli diamo, no, di grasso, ma gli diamo il sapore della salsiccia. Sai quando tu compri la salsiccia col finocchietto? Esatto. E noi gli diamo questo sapore. Quella Facciamo parvenza, così. diciamo, quella parvenza. Esatto, così. Dice dai che piace. Sì, certo. Ecco, del sale me lo provi? Ma certo. Mi provi del sale, così. Mi provi dell'olio, A te. menti? Metto? Menti, ti dico io quanto. Basta mente, e questo è uno. Altra bowl. Tritato di pollo. Di pollo. Ve lo potete fare dare da macellaio oppure lo potete disossare le cosce e fare questo bel tritato in un Semplicissimo. frullatore. Disossiamolo sì. e facciamolo nel Bravo. frullatore. Qui ci mettiamo solo sale. Chi non sa disossare Mi un metti pollo? del pepe per favore. Sono bravissimo. C'ho un Cioè, colpo mi di metti del coltello. pepe per favore. Del pepe, sì. Oh yes, yes. Qualche volta ti farò vedere come si Sì. disossa il pollo. Brava, no, lo faremo veramente. Dobbiamo fare un tutorial su come si disossa il pollo? Lo faccio io. Va bene, mi sta bene così. Ah, mi dice il registro che l'abbiamo già È vero, fatto. infatti, l'ho fatto. E abbiamo, C'avevo tutte le sciabole. e questo è uno, vedi? Allora, quindi tritato di manzo con finocchietti di, come si chiamano? Sale, semi di finocchio. Semi di e finocchio, olio. sale e olio. Invece Ok. quello di pollo abbiamo messo pepe e E sale. anche un po' d'olio gli E dobbiamo un mettere. po' di olio mettiamo? Sì. Ecco. Allora,
E allora, ora, dove abbiamo mangiato questo? Allora, eccoci qua. Andiamo a fare questi involtini, come si suol dire, a fette. A fette. Degli involtini a fette. Va guarda. bene. Sporchiamo questo. La signoria vostra mi presta il pennellino. Il pennellino è qua. Qua. Questo vuoi? Sì, grazie. Mamma Andiamo a mia, leccare così. Preparazione. È una preparazione che ci vuole un po' pazienza, ma vi giuro che è qualcosa di meraviglioso. Allora, E allora, cominciamo. Queste sono delle fettine di maiale. ok. Primo tipo di carne. E la mettiamo così, guarda. Così. Una, La stendiamo così. due. Cercando di farli toccare una con Ah, la l'altra. metti sovrapposta un po'? Sì, un po' così, esattamente. Un po' sovrapposta. Com'è che hai trovato questo termine? Da molto? Da molto conoscevi il termine sovrapposto? Sei spiritoso? No, no, dico... Sei molto spiritoso. Ma sì, oggi, dai, eh? dai, sì. Ah, quindi fai così, con uno strato Facciamo così. multistrato. Bravo, multistrato, così. E questo è il primo strato. Su questo primo strato andiamo ad adagiare questa pancetta stufata. Ecco. Così. Com'è la pancetta stufata, ricordiamo? Così. Ecco qua. Me la avvicineresti che io sono bassino e non ci arrivo? Guarda, te Grazie, la metto vita così. mia. Ma lo vorresti fare tu questo lavoro? No, dai. Perché? Non mi permetterei mai. Vai, vai, dai. Faccio, e qui... Ora, traverso. Ah, ne metto una per così. Una per traverso, sì, brava. Perfetto. Così? Poi Brava. che devo fare? A questo punto, mettila così. A questo punto, guarda, prendiamo il macinato, Sì? ce lo appiattiamo così e lo andiamo ad adagiare in questo modo. Sì. Vedi? Così, così. Questo è quello con i semi di finocchio, vi Brava, ricordate? brava. Vedi, non dimentica niente. E andiamo Quindi già vedi c'è questo mix di sapori, Esatto. E di consistenza. di consistenze. La carne di maiale, la pancetta e il tritato con quel seme di finocchio che dà quel gusto. Che ci ricorda quel gusto salsiccia. Sì, sì, quel gusto salsiccia. Fammi appoggiare, va? Appoggiati, non c'è problema. Pensa alla salute. Adesso questo di qua. Guarda, Ecco. poi stiamo facendo vedere tutto il procedimento. Tutto il per procedimento. Cui poi vi do le dosi, però guardate questo procedimento. Eccolo. Schiacciamolo in modo che ci viene meglio a lavorarlo. Arriviamo così. Ora lei mi prende quello, signora, con un cucchiaio. Il pesto? Sì, è un pesto questo fatto di Dai, lo basilico. metto io, spiegami come. Basilico, prezzemolo, olio, sale e noci. Scusa, e mandorle. Mettine 4 fiocchetti C'è qua. anche quello lì che ce l'hanno senza Sì. aglio e con l'aglio. Mescola, patate, Che gioia. devo fare? Così, proprio questo lavoro. Ora mettine un fiocchetto qua, un Mamma, fiocchetto che qua, un posso fiocchetto. dire una cosa però, il profumo, Quello comprato non è troppo. no, no. Allora, quindi Dai. dove lo devo mettere? Un fiocchetto qua. Un fiocchetto proprio? Sì, sì, così. Quindi qua. così, Uno pa. qua, Pa? uno qua. Sono troppo grossi sti No, fiocchetti? no, va benissimo. Uno qua, uno qua e uno qua. Eccoli. E ora, gentilmente, dopo che l'hai messo, me lo spalmi. Ah, tutto? Sì, tutto. Ragazzi, Fai facile, tutto, fai tutto. Perfetto. Questo me lo devi spalmare pure. Lo metto un altro fiocchetto? Perfetto, no, bene va così. bene così. E a questo punto ritorniamo con la carne. Sì, di nuovo. Fettine, di nuovo. Carne di maiale, questa che cos'è? La lonza? Come si Questa, chiama? sì, sì, è proprio la lonza. Tagliata molto sottile, devo Sottile dire. e tra l'altro non ha un filo di grasso, come vedi. L'hai fatta tu questo lavoro Sì. di... No, sì, te lo fai fare al macellaio, comunque avendo l'affettatrice in casa il problema non sussiste. Però bisogna avere l'affettatrice in Tu hai l'affettatrice in casa? casa. Certo. Ma che cosa affetti, scusami? Tutto, io non compro niente a fette, Cioè prosciutto non lo compri? compro intero. Intero, il prosciutto? Sì. E il crudo me lo ritiro da Norcia. Mi fanno un crudo di montagna che è eccezionale. Lo sai? Non sto scherzando. No, ti credo, vabbè. Ecco Anch'io qua. faccio così. Sì, lo so, tu. Poi io qualche volta la devo un poco così. A me quello dei Nebrodi. Io vedo- Come si chiama? Vedo, Quello di Norcia è più scarso. mi squilla il telefono e vedo Desiree. Che bello, mi vorrà dire cose belle, cos'è, Totino, come stai?
Desiree. Amore mio, io, come stai Desi? Senti, sto facendo Senti. questo, e che ci devo mettere? No, E adesso mettiamo, ancora guarda, più ibrido il certe trito di volte. pollo. Sono al supermercato. Esatto. Cosa devo comprare? Vedi Desi, qui stiamo mettendo il trito di pollo. E lo allarghiamo così. Bene, quindi questo è il trito di pollo, vi ricordate? Abbiamo messo sale, Pepe e olio, basta. Sale, pepe e olio, tipo la bruschetta. Sale, Perché pepe. già dobbiamo, io voglio che venga avvantaggiato Anche sì io. il sapore della carne, però devo sentire il sapore del pesto, Anche che è qualcosa io, di il sapore del meraviglioso. pesto. E allora, Quindi ricordiamo un attimo che cosa sarà questa ricetta alla fine, ricordiamo. sono degli spiedini. Sono degli spiedini, quindi poi Mi detti il pesto? li taglieremo evidentemente in un certo Ma modo, ti faccio giusto? vedere come poi. Che devo fare? Sempre fiocchetti? Sì, i fiocchetti. Che carini i fiocchetti, ragazzi. I fiocchetti, guarda. Ce l'hai un po', me lo porto a casa per fare la pasta? Ah, come dici che te lo compri? Devo fare? Sì, ma non te lo compri più allora. Vabbè, se c'è, scusa. Ah, Una volta che ce l'hai. ecco, capito, non se lo compra più. Chiaramente, siccome ci sono i tritati già salati, il sale dell'ultimo strato lo mettiamo solo all'ultimo, se no rischiamo che ci viene un po' troppo salato, va bene? Questo ora, Quindi finiamo come? Con la carne? sì, finiamo con la carne, in questo modo, in Eh? display, e ora, Tipo una lasagna di sì, fettine di poi ti maiale. faccio vedere. Mi prendi questa carta, me la tagli che ho le mani sporche? Così va bene? No, di meno, qua. Grazie. Guarda, Ah, signore, andiamo in freezer. andiamo in freezer, come in Andiamo in freezer? freezer. Congelatore proprio? Yes. Quanto tempo? Almeno un'oretta. Almeno un'oretta? Almeno un'oretta. E a questo punto non ci rimane altro che dire consigli per i consigli. Arriviamo. Tra poco. Ed eccoci di ritorno. Ci siamo allontanati un attimino che avevamo desiderio di mangiare qualcosa di piccante. Siamo stati a Reggio Calabria, abbiamo mangiato un panino con l'anduia e siamo tornati. Ma non mi hai portato Ci siamo niente andati a me. Anduia ci siamo andati. Allora, ti ricordi quella carne a fettine? Lo so, sì. Gli spiedini? No, Guarda stavo cosa è pensando all'anduia. successo. Allora, sì, abbiamo messo quello nel congelatore, vi ricordate? E Quegli guardala strati adesso. pazzeschi. La stiamo uscendo dal congelatore. Ah, è diventata tipo una, come posso dire, una mattonella, una Brava. mattonella. E facciamo. Rifiliamo questa parte che non si butta niente, giusto? Ne faremo un La altro cuciniamo uso poi di dopo. quello. Così. Ci presumiamo di stecchini lunghi, questi qua, e cominciamo questo lavoro, guarda Desiree. Senti che è ancora un poco congelato, no? Sì. E deve essere così. Se no non riusciamo. Bene, quindi facciamo queste strisce, diciamo così. Visto? Ti piacciono? Sì, molto. Allora, è un lavoro da eseguire veramente con tanto amore, ma il risultato finale, credimi, che è spettacolare. Vabbè, ma non è tanto difficile, dai. Ah, guarda un po'. Cercando di Tocchetti, dare quindi, una proprio. misura uguale. Cosa facciamo? Prendiamo lo stuzzicadenti e cominciamo. 1, 2, 3, 4, siccome io sono uno preciso. E questo è il primo spiedino. Bello, molto bello. Guarda che carino. E continuiamo così. Senti, un mix di sapori poi pazzeschi sarà. Certo. Continuiamo così. Faccio io uno così. Fallo, Dai, io dai. lo faccio. Allora. 1. Brava. Brava. Ok, Questo lo metto? No. ok. Questo è il risultato più piccolo, ma va bene così. Che ci d'accordo? fa? Niente. Ci fa invece in cottura. Perfetto. Mm. Ecco qua. E poi continuiamo gli altri. Però Dai. noi
Ce l'abbiamo già fatti, perché per l'abbiamo già portarci pronti, avanti, è giusto? E li abbiamo già pronti e li prendiamo. Adesso cosa facciamo? Guarda che sono belli. Vedi, li andiamo A infornare, giusto? mettere in una pirofila. Mi dai l'olio? Certo. Da dove è caduto? Ah no, questo non è più. Basta così. Andiamo a mettere questi qui. Così. 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 E ci mettiamo quelli che abbiamo fatto adesso, che dici? Sì, dai. Ce li Inserisci, mettiamo? inserisci. Sì. Inseriamo così. Bene. E andiamo in forno. E andiamo in forno. E loro sono tranquilli. Belli, tranquilli in forno. Solo Allora, che uno spiedino sai che mi ha detto? che ti ha detto? Cavolo! Vabbè, certo, in forno. Ah, lei dice certo in forno, no? Con spettino parla, dice certo in forno. Allora, Desi, vedi queste, sono delle briochine. Sì, panini al latte? O panini al latte come li chiamate voi? Briochine, Panini al latte, ok. briochine, dolci, Va bene, giusto? Io ti faccio vedere che da queste briochine che sono rimaste, sono anche un po' rafferme, Sì. noi faremo un pezzo di rosticceria che è esclusivamente palermitano. Dai, per ma cui veramente? da spiedino a spetino. Quindi metti che vi Questo sono si rimasti i chiama- panini al latte della Esatto. scuola, dei Guarda, bambini. sono guarda un po' come duri. si fa così, tagli il cappello, tagli il fondo, così, poi tagli così, così, e dice, e questo sciupio è così. sciupio, no? Perché questo tu lo Questo lo conservi. utilizziamo, facciamo la può dire- bollita. no, questo è il prodotto che dobbiamo fare. Questo. Questo è lo scarto. D'accordo, usiamo questo piatto, lo mettiamo qua. Che non buttiamo, siamo attenti. Questo qui se tu lo metti, lo trituri, dato che è dolce, gli metti un po' di latte, un po' di cacao, lo metti a scaldare, è una bella merenda per i bambini. Capito? E niente si butta. Chiarissimo. Capito? No, metti Prendi a scal- quello, lo gli metti a metti il scaldare, latte, metti lo il zucchero, la polvere di cacao, gli dai una scaldatina ed è un dessert pomeridiano per i bambini. Avete capito? Questo perché? Perché non dobbiamo buttare niente, giusto? Questa qui è fatto. Oggi lo provo. Allora, lo prendo, gli metto il latte, lo zucchero. Sì. Lo Polvere metto di a cacao, scaldare. polvere di cacao e mischi, gli fai scaldare un pochino. Ma come lo metti a scaldare, scusa? Dove? In ghiaccio. Scusa, lo metti nel microonde? Lo puoi fare anche al microonde, però al microonde si secca, fanno un pentolino. Ma lo devi smacinare? No, sì, si smacina con il latte stesso. Allora, guarda attentamente cosa accade adesso. Allora, Adesso montiamo questo pezzo che è rosticceria, non è una cosa dolce. niente ragazzi. Questo è un ragù delle arancine. Sì. Ok. E facciamo così, guarda. 1, 2, Dei cubetti, dei Dei rettangolini. parallelepipedi. Sì, esatto, dei parallelepipedi. bene? E ok. Abbiamo fatto questo, ne prendiamo il primo, allarghiamo, mi dai un cucchiaio? Eccolo. Guarda, prendiamo questo ripieno di carne e lo mettiamo qua. È guarda. tipo un ragù di carne questo, fatto È il stretto ragù stretto. delle arancine, sì. E andiamo a unire questi due, guarda, così. Ci aiutiamo con la mano, tanto li abbiamo rigorosamente sporchi. Guarda, lo faccio io uno. Va bene, Guarda, allora. ci tengo. Aspetta, Questi fammi tre li finire faccio questo. io, questi va bene. tre, va bene? Questi tre li faccio io. Vedi, lo metti qui sulla Allora. base, guarda, lo metti sulla base, gli dà una forma, stringi, è importante che stringi. No, non è Che ho così. fatto? No. Lo devi mettere a terra, cioè qua, lo devi versare qua e E stringi che due. cambia, scusa? Molto, la quantità. La quantità? Ancora ne devo mettere Sì, quindi? sì, molto poco. E ora stringi questi così, va bene? Va bene. Poi metti l'altro qui, di più è poco, non lo strisciare sul pane, non c'è bisogno. Così, guarda, ora ammazzo. E il tempo passava inesorabile, ma non riuscivano
a mettere questa carne. Ok, Ecco. e poi così, vedi? Ti vuoi licenziare Devi livellarlo e abbiamo fatto il secondo. Ecco. E li teniamo uno vicino. Va bene, fallo tu, dai. No, no, lo vuoi fare tu. Dai, No, io fallo. qua, guardate, spiego la ricetta. Dai, fallo. Devi metterlo qua. Una buona quantità. Ok? No, che è qua Cina. Mamma mia. Brava, comunque questo è il gesto, brava. Vedi? Deve essere anche riempito Perché con tu la mi devi questolata. sparlare sempre, questo Io è. no, invece è bravissima, scherziamo. Ecco, qua cena, E questo è il Perfetto, problema. vedi? Ok. E abbiamo... Guarda, qui, ne volevi un altro po' qui, te lo Bravo, metto, guarda. bravo, Ah. grazie. Ora che abbiamo fatto questo lavoro, Che facciamo? ti faccio vedere cosa facciamo. Prendiamo un attrezzo che è necessario, che è una spatolina, e qua. Eccola. E questa è una besciamella, che è inutile che facciamo vedere come facciamo la besciamella, perché l'abbiamo fatta Perché lo sanno tutti dove 1000 si trova la volte. besciamella. Questa volta invece è un po' più densa, come vedete, non è liquida tipo No. da... Perché ci serve per fare questo lavoro, guarda. Si prende questa e si fa così. Ah, e dai proprio una spalmatina Così. generosa. E tutto questo è il legante di tutto il pezzo di rosticceria, vedi? elegante. Sì, è quello che lega i pezzi. I tre Pazzesco. pezzi che sono divisi ora saranno uniti. Legati Esatto. per la vita. Viva Santa Rita. Ci stava giaculatoria. Guarda, e facciamo così. Credetemi, è un lavoro che sembra difficile, ma non lo è. No, è carino, dai. Ed è anche, a parte che è buonissimo, poi ve ne accorgerete. Come se ne accorgono? Mica Vabbè, l'assaggio. glielo dici tu, a te danno fiducia. Pan grattato. Sì. E facciamo così, guarda, una lieve spolveratina di pan grattato, in questo modo. Così. Che bontà, ragazzi, che leggerezza. Sì, tutto gli puoi dire, ma non leggerezza. Poi prendiamo un'altra spatolina, questa di qui, e facciamo questo lavoro, guarda. Ah, lo fai anche dall'altro lato? E certo, Pazzesco. ok, togliamo questo che ci dà fastidio. Identico lavoro. E E li tre. andiamo a mettere in In frigo. frigo, ci vediamo fra 6 ore. Desiree, Dimmi. poco fa erano l'una. Sai che ore sono? Che ore sono? Le 6? Le 7 quasi, perciò 6. ne possiamo uscire. È passato il tempo così Sì. velocemente. Pazzesco. Perché noi che abbiamo fatto? Dopo che si sono raffreddati, abbiamo preparato una lega di acqua e farina, Sì. li abbiamo bagnati e impanati nel Ah, pan l'hai grattato. impanato Ed ecco- ulteriormente questi. Ed ecco qui, Ottimo. quello che avevamo fatto in Se prima. questa è la panatura quella che so fare io, Esatto, acqua, sì, farina, certo. ta 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 ta. Noi ora andiamo, togliamo un po' di cose, andiamo a friggere questo e cominciamo a impiattare i Dai, due piatti, ci va sono. bene? Andiamo a pulire un poco, su. Il cestello della nostra friggitrice e cominciamo a mettere 1, 2 e il terzo glielo mettiamo E 3. pure, sì. E ora Va in facciamo frittura. friggere questo spiedino. Questi magari li friggiamo dopo, che dici? Sì, li friggiamo Dai, dopo. li friggiamo dopo. Ce l'ha la carta stagnola? Che gallina di io non lo voglio fare capire, ma noi devi proprio volere di portacana. Che ricette stasera? Ah, che fai stasera? Stasera faccio degli spiedini particolari palermitani. Ispettina. Degli spettina fatti con la carne di maiale, il pesto, la pancetta, guarda, una cosa che tu non ti puoi rendere conto. Adesso prendo un piatto dove mettere gli spiedini Vai. e li usciamo Dai. fuori. Dai, Allora, così. Qua, ecco, che bello sto piatto. pronti? Quasi pronti. Cioè devono solo stazionare un attimino nella friggitrice. Nel frattempo Stazionate. possiamo anche tirare fuori i nostri spiedini a spento. Avevi gli occhiali leggermente impannati. Sono pronti? Li tiriamo fuori? Dai, ci sono. I nostri spiedini a fette.
Ma guardate che sono belle costelline di colore, guarda. Bellissimi questi cubettini così, Non molto sono carini, bellini? molto molto carini. Ora li lasciamo raffreddare un poco anche questi, va bene? Anzi, li mettiamo in un piatto, quello, la porzione la mettiamo qua, così. Che ti piace? Molto carino, molto. E adesso impiattiamo anche da spiedino a... Spitino. Brava! Gli l'ha detto palermitana, dillo di nuovo. Ma è mangiare lo spatino, Ma è mangiato spitino, o capiste? capisti? Ah, Ah, ciao cosce. ciao cucina. Palermitana ormai. Ragazzi, allora, dai. Dai, prendiamo il piatto. Si sono stabilizzati? Com'è possibile? Sì, è vero. Mamma che bontà ragazzi, che bontà. Anche quello, non sarà male. Assaggiamo al passiamo. Ecco qua. Mamma Ecco. mia ragazzi, ma che colori. No, prendi tutto di qua, guarda. Prendo Ecco, tutto esatto. da qui, Questa è la così? pancetta. Pazzesco ragazzi, guarda che colori, guarda. Dentro è buono. Com'è? Buono? È un mix di sapori, pazzesco, buonissimo. Passiamo all'altro, dai, passiamo all'altro. Bravo. Ha quel pesto e quel tocco in più. Lo spiedino si mangia con le mani. No, Totino, con No. le mani no, dai. È un pezzo di rosticceria come se Ma non è di fosse, classe con le mani però, come se fosse una pizza. Aspetta, aspetta. Così, signora, servito. Non è elegante con le mani. Dai, lo devi mangiare con le mani. Ma che cos'è? Senti, 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 regia. Allora, è un mix tra Dolce e salato. un arancino, un'arancina, una mozzarella in carrozza. E ora arriva il bello, perché ora arriva la carne. Buonissimo. Questo è E questo si buono. chiama Lo spetino. un spatino. Giusto? Picciotte. Picciò. Dai, picciotte. Vai. E ora che hai incontrato la carne, com'è? Perciò ne vedremo dopo. Ne vedremo dopo. Ne vedremo dopo. Cucino. Vi saluto, ciao Cuscio. Ciao cucino. Spiedino e non involtino, 15 fette di lonza di maiale, tagliate in lunghezza, 15 fette di pancetta stufata, 500 g di tritato di manzo, 500 g di tritato di pollo e semi di finocchio. Per il pesto di prezzemolo, basilico e mandorle, un mazzetto di prezzemolo, 12 mazzetti di basilico, 10 mandorle, spitino palermitano. Per 10 spitini, 10 brioche senza pallina, per il ripieno 500 g di macinato di manzo, soffritto di sedano, carota e cipolla, una scatola di pelati e pan grattato. Per la lega 200 g di farina, 500 ml di acqua, per la bechamel 100 g di farina 00, 100 g di burro e un litro di latte.